Eccoci cari telespettatori, adesso siamo nella nostra parte di approfondimento in collaborazione con l'FNP CISL per parlare di tematiche come sempre che riguardano un po' tutti, non solo le persone anziane, non solo i pensionati, ma tante persone, tanti cittadini e come spesso succede questioni di carattere sociale, sociosanitario e non solo. Quest'oggi in modo particolare abbiamo il piacere di avere per FNP CISL Gianni Fabian, Dipartimento Sociosanitario dell'FNP del Veneto. Grazie di essere qui con noi, di supportarci e soprattutto di riavere qui con noi in studio il dottor Angelo Porreca, direttore dell'unità operativa complessa dello IOV, Istituto Oncologico Veneto, quindi urologia oncologica, professore della scuola di specializzazione dell'Università degli Studi di Padova e dell'Università degli Studi di Bologna. Grazie professore di essere qui con noi. Buonasera a voi. E quindi, come avrete intuito, il tema è estremamente importante perché parliamo di patologie ma anche di prevenzione in ambito urologico. Quando è che è importante rivolgersi all'urologo? Sappiamo che c'è una sorta di reticenza, in parte anche non conoscenza o ignoranza che dir si voglia, che fa sì che si arrivi sempre un po' quando c'è un problema o un po' troppo tardi. E allora di questo ci parlerà il professore qui presente. Però prima voglio sentire da parte sua che cosa vi ha spinto ad avvicinare queste figure professionali molto rilevanti, importanti, prestigiose per comunicare che cosa ai nostri telespettatori. Allora, come lei ha ben detto all'inizio, presentando la serata, l'FNP non si occupa solo degli anziani. Abbiamo tutta una serie di iniziative, come lo spazio di questa sera. Ringrazio il dottor Porreca per il tempo che ci sta dedicando. Ci occupiamo anche delle persone che non sono ancora in età pensionabile. Pensiamo che la prevenzione sia una tappa indispensabile per poter invecchiare bene. Per invecchiare bene bisogna avere non solo tanta fortuna, ma bisogna anche aiutarla la fortuna, quindi costruirsela. E quindi noi attraverso questi spazi facciamo informazione dando ai nostri assistiti e anche ai più giovani delle indicazioni sullo stile di vita e su come poter invecchiare in maniera da non ricorrere subito alle mani del chirurgo. E quindi ecco, la serata odierna è volta proprio a questo, insomma, come altre iniziative che facciamo come FNP. Le sembrerà strano, professore, però una domanda che tanti si pongono è: ma dall'urologo quando è che ci vado? Quindi la figura dell'urologo di che cosa si occupa? Siccome non vogliamo dar nulla per scontato e parlando in giro ho scoperto anche questo, le faccio dar chiarezza a una cosa che invece per lei è ovvia, più che ovvia. Sì, sì, ma è corretto perché spesso ci sono delle idee sbagliate. L'urologo è uno specialista, è un medico specialista che si occupa delle patologie delle vie urinarie, sia maschili che femminili, e le vie urinarie sono composte dai reni, dagli ureteri, dalla vescica e dall'uretra, che quindi sono organi che hanno sia le donne che gli uomini, quindi anche le donne spesso devono rivolgersi all'urologo, e tutte le patologie dell'apparato genitale maschile, che è composto dai testicoli, dalla prostata e dal pene essenzialmente. Quindi, come vedete, è una branca specialistica molto ampia, che appunto comprende tante situazioni, dalla prevenzione andrologica dei ragazzi, quindi tutto quello che comprende quello che adesso non si fa più con la visita militare, quindi la sfera della fertilità, patologie maschili legate a problemi, diciamo, di prevenzione della fertilità, la sfera dell'andrologia, la sfera della oncologia, perché 3 delle principali patologie oncologiche, nei primi 10, sono di competenza dell'urologo: la prostata, il rene e la vescica. Quindi, come vedete, è uno specialista che copre il 30% della patologia oncologica globale, che non è una cosa da sottovalutare. L'urologo è una branca anche chirurgica, questo va detto, quindi quando ci si rivolge all'urologo ci si rivolge per un problema medico, nel senso una patologia medica, ma anche una patologia chirurgica, potrebbe essere una neoplasia o qualcos'altro. Quindi l'urologo sia un medico che un chirurgo. E poi ci sono tanti altri campi, tra cui quello delle infezioni. La classica cistite, no? Dice uno, da chi deve andare? La cistite è curata dall'urologo, per esempio.
Oppure un altro grande campo è quello dei calcoli urinari. La colica renale piuttosto che i calcolosi urinari sono curate dall'urologo e ovviamente sono patologie che hanno la stessa incidenza più o meno nell'uomo e nella donna, quindi anche associare l'urologo solo all'uomo non è corretto. L'urologo è uno specialista, diciamo, che ha tante, poi ci sono altre sfere minori, ma insomma ecco, queste sono lei in modo particolare collabora con l'Istituto Oncologico Veneto, per cui già un aspetto molto particolare, l'ambito oncologico che spaventa tante persone. Per parlare di prevenzione in ambito oncologico del suo settore, di che cosa stiamo parlando? Beh, sicuramente la prevenzione noi la distinguiamo in due grandi campi, la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria. La prevenzione primaria vuol dire adottare tutte quelle misure, quegli stili di vita che impediscano l'insorgenza della malattia. Ovviamente noi consideriamo dei fattori di rischio e dobbiamo evitare i fattori di rischio. È ovvio che il paziente mi dice sempre: ma quel paziente ha fumato per 40 anni, 50 anni e non ha mai avuto niente. Questo non ha un significato statistico, quindi eliminare i fattori di rischio. Su tutti il fumo e sigarette. E questo è difficile farlo capire, perché chi fuma non pensa che possa compromettere penso che oltre l'80% dei malati oncologici siano fumatori, anche il 60%. Cioè il fumo e sigaretta è una causa enorme di problemi oncologici. Quindi voglio dire, se non si fumasse, la gran parte dei nostri ospedali sarebbero alleggeriti in maniera totale da una quantità di patologia enorme. Le chiedo questo a proposito, interrompo solo un secondo, perché c'è anche questo posto, il fumo passivo. Il fumo passivo è rischioso, ovviamente non uguale al fumo attivo, poi ci sono tante variabili, la dipendenza da nicotina, la combustione, questo fa più... Insomma, assumere sostanze attraverso le vie aeree fa male. Certo. È ovvio che anche la risposta classica del fumatore, ma ci sono le fabbriche, ma c'è un fattore di rischio modificabile che è quello che tu prendi, accendi una sigaretta, comincia a modificare il fattore di rischio più facile da modificare. È ovvio che c'è poi tutto il tema dell'inquinamento, che è un tema da cui insomma è inutile far qua adesso dei ragionamenti troppo complessi, però sicuramente il fumo di sigaretta costa, fa male e fa venire il cancro. 100%, punto. Certo. Quindi non si può fumare. L'altro aspetto grosso nella prevenzione primaria è l'aspetto alimentare. La dieta occidentale ricca di grassi saturi, quindi carni, insomma, impone un rischio elevato di tumori, ovviamente essenzialmente prostata e colon retto. Infatti sono tumori praticamente assenti in Asia, dove si consuma molto meno questo tipo di alimenti. Addirittura praticamente assenti? Sì, pochissimo. E gli asiatici hanno altri tipi di tumore, ma la prostata e il colon retto sono molto meno frequenti. Sono tumori strafrequenti negli Stati Uniti, da cui abbiamo ereditato ovviamente questo tipo di alimentazione, molto basata sulle carni, molto basata Quindi il consiglio dal punto di vista della prevenzione primaria è seguire la dieta mediterranea, la dieta dei nostri nonni, in cui si dava la priorità ai prodotti della terra, alle proteine di origine vegetale, al pesce, e dove la carne era un lusso in realtà. Adesso è diventata super a portata di mano, ma con tutti i danni che ne conseguono. Quindi anche in ambito urologico l'alimentazione gioca un ruolo rilevante. Anche nell'ambito della prostata. L'alcol, dottore? L'alcol ha un ruolo meno definito rispetto ad altre patologie. L'altro grande ruolo viene svolto dall'esposizione professionale. L'esposizione professionale in ambito urologico, l'alcol, certo, perché ovviamente se passiamo in ambito siamo sempre patologico, esatto, l'alcol è un altro grande killer ovviamente. Però se parliamo invece in ambito urologico, l'esposizione professionale diventa la seconda grossissima problematica. Abbiamo tanti pazienti affetti da neoplasie della vescica che risultano esposti professionalmente, quindi i lavoratori dell'edilizia, i lavoratori della strada, chi ha contatto con i coloranti delle aniline, chi ha contatto con le benzine, e tutti dicono: per anni nessuno di noi aveva il concetto di mettersi una mascherina o di fare... È ovvio che se a quell'esposizione, che devi lavorare pure, no, in fabbrica,
senza mascherine, magari in una conceria piuttosto che in una produzione di tessile, ci associ il fumo di sigaretta, è un mix letale per il paziente. Quindi è molto importante che chi fa un lavoro a rischio almeno eviti altri fattori di rischio e si protegga con dei dispositivi. Infatti, questo è molto importante perché molte persone non correlano queste esposizioni, questi comportamenti, queste non sane abitudini a problemi urologici. Certo. Ci sono dei sintomi a cui bisogna stare particolarmente attenti? Certo. C'è qualcosa che può indurci, perché uno dice calcolo renale, ai noi mi sa che è molto Quello riconosciuto. è un sintomo facile da riconoscere. Però tanti altri forse no. Sì, alcuni segnali importanti sono innanzitutto la presenza di sangue nelle urine, cioè laddove noi vediamo le urine rosse, quindi dobbiamo andare dallo specialista, non c'è alternativa. Quindi è una cosa semplice, anche un singolo episodio non va trascurato. No, vabbè, poi passa di solito perché passa bevendo o magari prendendo anche gli antibiotici, ma non sottovalutiamo mai quel primo sintomo perché non sottovalutarlo ci può salvare la vita. E quindi, certo, perché se noi dal primo sintomo facciamo passare 10 mesi e andiamo dal medico, arrivi, 10 mesi fa ho avuto il sangue nelle urine e mo mi si è ripresentato, vuol dire che ho perso 10 mesi rispetto alla diagnosi precoce che avrei potuto fare. Quindi è molto importante il primo segno. Spesso può essere associato a una cistite, quindi non è niente di grave, ma comunichiamolo al medico e facciamo gli approfondimenti. L'altro disturbo classico con cui vengono sono i disturbi urinari, cioè alzarsi la notte, avere difficoltà a urinare, andare spesso al bagno, spesso sono maschili. Questi non sono segni di patologia oncologica, quindi voglio tranquillizzare perché sennò sarebbero tutti spaventati e domani non potremo più lavorare perché verrebbero tutti in ospedale. Sono segni di patologia benigna, ma non vanno trascurati, perché questi sono segni del fatto che l'apparato urinario non sta lavorando adeguatamente. La vescica, quindi raramente, molto raramente, possono essere anche questi segni di patologia oncologica della vescica, ma nel 99,9% dei casi sono segni di, per esempio nell'uomo, ipertrofia prostatica, e però vanno affrontati perché anche questo alterano la qualità di vita, impediscono la normale socializzazione e pian piano negli anni possono portare a conseguenze tipo la ritenzione acuta d'urina, il blocco, l'insufficienza renale, che sono condizioni non oncologiche ma altrettanto gravi. Quindi voglio dire, urinare male non va dato per scontato col passare degli anni, cioè bisogna sempre rivolgersi allo specialista affinché inquadri il caso nella maniera più corretta. In questo caso qui è consigliato anche l'intervento chirurgico oppure ci sono delle cure farmacologiche per ovviare, che è una delle più frequenti situazioni? No, direi che l'approccio iniziale è solo di modificare le abitudini. Spesso i pazienti che si alzano la notte caricano i liquidi la sera, quindi bevono tanto, si fanno le tisane, fanno delle cose un po' strane, no? Tutto sommato. Dici, ma se tu ti alzi di notte, almeno la sera cercherai di bere un po' meno. Certo. Quindi basta delle volte modificare le abitudini, già la loro qualità di vita migliora. Secondo passaggio, ci sono dei farmaci che aiutano lo svuotamento vescicale, riducono di volume la prostata e permettono di migliorare la qualità della minzione. Se anche questi farmaci non funzionano oppure la ostruzione al flusso è talmente ampia che ci impedisce di urinare bene, allora c'è l'intervento chirurgico, cioè la disostruzione che oggi viene fatta con tecniche molto all'avanguardia. Non invasive tra l'altro. No, oggi direi che è un intervento rutinario, che si fa con il laser o con tecniche simili, è molto molto facile da tollerare. Però diciamo ci sono degli step, certo. Non è che operiamo tutti i pazienti ovviamente che hanno disturbi urinari. Lei però lavora allo IOV, parliamo quindi di tumori, certo. E questo è un aspetto che spaventa moltissime persone, soprattutto uomini. Il tumore alla prostata è un qualcosa di cui non ci sono conoscenze precise da parte delle persone, perché quindi il PS è alto, vuol dire che devo allarmarmi. Ci faccio un po' chiarezza su questi aspetti e quindi quando rivolgersi per tempo a voi specialisti in modo che poi non dobbiate affrontare situazioni degenerate. Diciamo che il tumore alla prostata è sicuramente il principale nemico con cui l'uomo di sesso maschile, quindi il paziente maschile, è il primo tumore per incidenza e il secondo per mortalità nel sesso maschile, quindi ha una proporzione diciamo significativa.
Fortunatamente non tutti i tumori alla prostata sono gravi, quindi bisogna essere serenamente fare quella che chiamiamo prevenzione secondaria, quindi fare il dosaggio del PSA, che è un esame che non deve allarmare in sé, perché può essere alto anche perché un paziente urina male, anche perché un paziente ha la prostata grossa, e poi fare la visita urologica. Con queste due semplicissime indicazioni il paziente si garantisce sostanzialmente di non avere il rischio di malattie che possano sfuggire. Quando va cominciata questa prevenzione? Se c'è una familiarità di primo grado, quindi che vuol dire genitore, figlio. Esatto. Se ho il papà che ha avuto il tumore alla prostata o un fratello che ha avuto il tumore alla prostata, una prima visita anche a 40 anni, poi magari nel tempo mi seguirà il medico di base, daremo le indicazioni corrette e poi dopo 50 anni si intensifica. Se invece non c'è una familiarità di primo grado, si può spostare questa prevenzione intorno ai 50 anni, sapendo che di persone più giovani ce ne sono. La diagnosi precoce passa oggi attraverso un esame che è diventato l'esame cardine. Fatto il PSA e fatta la visita, l'urologo può chiedere una risonanza della prostata. È un esame che fino a 10 anni fa non era un esame molto praticato, ma oggi devo dire è sempre più diffuso e addirittura ha un valore predittivo di tumore superiore al PSA. Addirittura. Quindi, assolutamente. Quindi è più attendibile a questo punto sì, che venga è più attendibile, diciamo, subisce meno. Anche la risonanza, come il PSA, può dare tanti falsi positivi. Io vedo costantemente pazienti preoccupati che mi dicono c'ho il tumore, poi stai là che li devi tranquillizzare, però sicuramente rispetto al PSA, che è un indice molto più complesso da gestire dal medico di base piuttosto che dal paziente, è un esame un po', diciamo, attendibile. Laddove c'è una risonanza negativa è altamente improbabile che ci sia un tumore significativo. Perché dico significativo? Perché oggi molti tumori alla prostata non li operiamo più, proprio perché sono talmente lenti e talmente innocenti che facciamo solo quella che viene chiamata sorveglianza attiva. Perciò avere una diagnosi di tumore alla prostata non è assolutamente avere una diagnosi infausta. A qualsiasi età questo, sorveglianza attiva? A qualsiasi età, anche in pazienti giovani, anzi a maggior ragione in pazienti giovani perché mantengono tutta la loro integrità sessuale. Perché ineluttabilmente si va a compromettere l'integrità. No, però sicuramente con l'intervento c'è un rischio, che non è zero, anche nell'intervento più raffinato possibile. Ma se dobbiamo operare una malattia che non porterà a morte il paziente, è meglio non operarla. Quindi oggi sappiamo riconoscere tumori estremamente lenti, quasi che non vogliamo neanche più trovare, tanto sono lenti, da tumori significativi che porteranno il paziente a uno sviluppo entro 10 anni e quindi vanno operati e vanno curati in quel momento, a tumori molto aggressivi dove diventa urgente fare le cose. Quindi purtroppo il campo del tumore alla prostata è eterogeneo e dentro questa eterogeneità andiamo dal quasi niente a tumori che non vorremmo neanche trovare, a tumori molto pericolosi in cui non solo ci vuole la chirurgia ma ci vuole anche la radioterapia, ci vogliono le terapie mediche oncologiche. Quindi lo spettro è molto ampio, l'idea è che non bisogna essere allarmati se si fa una buona prevenzione, cioè l'idea è standoci appresso raramente ci sfuggirà qualcosa di improvviso. Questo è la quello certezza voi l'avete con la biopsia? Sempre, non possiamo prescindere dalla biopsia proprio perché ci serve dare un nome e un cognome a questa malattia. Cioè è una malattia di gruppo 1, quella più banale, o è una malattia di gruppo 5? Quello che ci fa vedere il PSA, la visita, la risonanza sono delle idee. L'idea deve avere una prova in medicina. Non bisogna mai dare per scontato che un pensiero sia corretto. Si ragiona un po' come le tabelline di matematica con le cosiddette prove del 9. Ho un risultato, confermo questo risultato, allora sono sicuro che il paziente abbia quella situazione. Se non lavoro in questo modo, comincio a dare per scontato ma sarà questo, ma forse è così, ma forse è là, specialmente in oncologia si commettono degli errori clamorosi. Certo. E quindi bisogna avere la certezza, ma oggi con la biopsia tutto sommato abbiamo la certezza. Perché? Fatta la risonanza, facciamo la biopsia mirata su quello che la risonanza ci dà come target. Si chiama biopsia fusion proprio perché con le immagini di risonanza si combinano con le immagini ecografiche e si va a prendere la parte sicuramente più pericolosa della malattia.
Se quella parte là viene fuori che è di gruppo 1, la malattia è buona, quindi il paziente inizierà una sorveglianza attiva. Se quella parte là viene fuori che è di gruppo 5, quindi Gleason 9, la malattia è molto pericolosa e quel paziente ha un'urgenza. Tutto quello che è tra l'1 e il 5 sono dei gradi di pericolosità crescenti e per ognuno di questi si farà una scelta in funzione dell'età del paziente, della comorbidità e pian piano ogni paziente troverà poi la sua categoria, tra virgolette. Certo, professore, ma la domanda classica che viene a porsi da alcuni pazienti, di tumore alla prostata nella fattispecie, poi vediamo se riusciamo a affrontare anche altri tipi di tumori dell'apparato sempre urinario, si può morire? Purtroppo sì. Il tumore della prostata si può morire di alcune forme. Sicuramente le diagnosi tardive sono la causa più grave, ci sono alcune forme che non esprimono PSA per esempio, ci sono alcune forme che non vengono intercettate dalla prevenzione e là ci vuole anche, diciamo, quindi con una prevenzione stretta diciamo che oggi la mortalità del tumore della prostata nei primi stadi non esiste più, cioè ormai in quelli di stadi più aggressivi e più alti, se non diagnosticati per tempo, la mortalità è ancora molto alta. Per quel che riguarda invece l'apparato dei reni, certo. Anche questi possono essere compromessi a volte da alcune patologie sì. E riguardano indistintamente uomini e donne. Qual è esatto. La situazione? Allora, a parte tutte le patologie mediche dei reni, quindi la scarsa funzionalità, che quelle fanno parte di un'altra branca della medicina che si chiama nefrologia, sì. In cui collaboriamo con dei colleghi che è proprio una branca medica, internistica, quello di cui ci occupiamo noi dal punto di vista oncologico sono i tumori del rene, che sono molto frequenti anche questi, sono sempre nei primi 10 nell'ambito del sesso maschile e femminile e fortunatamente sono molto spesso diagnosticati occasionalmente. Ovvio che non si può dare come indicazione di fare a tutti un'ecografia, però abbiamo visto con l'avvento del Covid un incremento delle diagnosi tardive di tumori del rene, perché non andando più in ospedale, non facendo più una banale ecografia, spesso le diagnosi molto precoci di dimensione di 1,2 centimetri venivano non più fatte. Adesso fortunatamente l'epidemiologia si sta riequilibrando e quindi abbiamo quello che abbiamo sempre avuto, cioè un 80% di neoplasie che vengono diagnosticate occasionalmente quando si fa un'ecografia e sono delle lesioni che vengono asportate e il paziente guarisce con l'intervento. Poi è ovvio che anche in queste malattie ci sono delle nicchie di malattie particolarmente pericolose, particolarmente aggressive. Il caso più giornalistico che c'è stato, e sicuramente voi l'avrete anche avuto modo, della scrittrice Murgia che è morta di tumore del rene anche piuttosto rapidamente, sono situazioni piuttosto rare. Cioè oggi con l'immunoterapia, con la terapia medica, anche i tumori del rene sono curati benissimo. È ovvio che se la diagnosi non è precoce, come in tutte queste situazioni, una volta che la malattia non è più localizzata all'organo, anche per questo non ci sono sintomi per il tumore del rene, questo va detto purtroppo, al contrario della vescica che abbiamo parlato di sangue, al contrario della prostata che abbiamo questo PSA e questa visita. Al netto di un'ecografia dell'addome, che insomma, dopo una certa età consiglio a tutti di fare periodicamente, non si può fare altro per cercare queste malattie. Quindi... infatti. A proposito di diagnostica, voi avete anche un messaggio a questo riguardo da fare, no? Sì, rispetto a quello che diceva il professor Porreca sulla prevenzione secondaria, qua abbiamo bisogno dell'aiuto dei sanitari. Abbiamo bisogno di una sanità efficiente e purtroppo in questo momento le cose non sono così felici per la nostra sanità. Fermo restando che c'è un impegno e anche soprattutto a livello regionale, la nostra regione con gli screening non è la patologia urologica, ma la nostra regione è sul pezzo, sugli screening, sul mammografico, quindi io sicuramente l'invito è quello di non cestinare, perché vedo cestinare gli inviti per lo screening, questo assolutamente non va fatto. Non ci sono in ambito urologico? Non ci sono purtroppo in ambito urologico, c'è lo screening mammografico, c'è lo screening colorettale e quello cervicale, purtroppo al momento non c'è niente in ambito urologico e basterebbe, come ha detto il professor Porreca, una semplice ecografia addominale che potrebbe veramente salvare la vita.
E noi siamo impegnati anche su questo come FNP, siamo impegnati in diversi tavoli, anche a livello regionale. Devo dire che c'è sensibilità. Le liste d'attesa, soprattutto dopo il Covid, hanno aggravato questa situazione. Tanti esami non si fanno più, le visite passatempo, quindi io spero che nel giro di poco tempo riusciamo tutti insieme a trovare la quadratura, perché veramente per invecchiare c'è bisogno di un sistema socio-sanitario efficace ed efficiente. Poi anche la cultura, credo anche per voi, professore, cioè la cultura del fare attenzione a piccoli sintomi, fare una prevenzione costante anche a pagamento, e noi se... Ma adesso questo è un concetto complesso. Allora, lo screening, no? Quando introduciamo uno screening dobbiamo avere la sicurezza che quello che noi facciamo riduca la mortalità. Cioè, quindi, che ne so, sappiamo che il sangue occulto e le feci riduce la mortalità di tumori del colon. Sappiamo che per quanto riguarda il tumore della cervice, il PAP test riduce la mortalità di tumore della cervice. Purtroppo, dato l'imprecisione del PSA, abbiamo visto che fare a tutti di massa il PSA non riduce la mortalità del tumore della prostata, perché è molto più importante altri aspetti. Oggi ci sono vari screening sperimentali in giro per il mondo sulla risonanza della prostata. Questo è interessante, ce ne si potrebbero fare. Adesso per esempio la Regione Veneto ha spostato uno screening sul tumore del polmone attraverso una TAC torace, ma nei fumatori, cioè scegliendo la popolazione. Dopodiché c'è il concetto di salute che è un po' diverso, è quello individuale, la salute personale, c'è il concetto di prevenzione primaria, c'è il concetto di andare dal proprio medico di famiglia e capire la mia genealogia, i miei fattori di rischio, e su quello non può entrare un sistema così grande come quelli di screening di massa, ma entra il curante, ed è il curante che là può prescrivere un'ecografia, può prescrivere una TAC, può prescrivere un sangue occulto in più, quindi bisogna separare quello che è lo screening a tutti, che è anche economicamente importante come impegno, ma che deve dare un risultato, da quello che noi lo chiamiamo screening opportunistico, ma in realtà è il paziente che si occupa di se stesso attraverso il dialogo col proprio medico curante. Sono due cose diverse, non bisogna solo aspettare che un ente esterno ti dica quello che devi fare, ma devi anche prendere la consapevolezza che i medici curanti sono là per assistere i pazienti e trattare con loro quali sono gli esami di prima linea, perché un'ecografia è un esame di prima linea, che sarebbero utili fare ogni 2 anni, ogni 3, ogni anno, a seconda delle caratteristiche del paziente. E poi là è ovvio che a seconda del tipo di paziente deciderà se rivolgersi a un singolo professionista, e quindi io voglio farmi l'ecografia da quel professionista là perché mi fido, oppure rivolgersi al sistema sanitario regionale che ti offre la possibilità di farlo. Ma questo è già un secondo passaggio, la scelta del professionista. Il primo passaggio è: col mio curante discuto il mio stato di salute e identifico il mio personale percorso. Se sono un diabetico avrò dei percorsi, se sono un papà che ha avuto tumore alla prostata ne avrò degli altri, se sono un fumatore ne avrò degli altri, se sono obeso ne avrò degli altri, e via dicendo. Insomma, certo, se ho lavorato è talmente variabile che quando parliamo di screening parliamo di qualcosa che devono fare tutti, indipendentemente da quello che hanno fatto. In questo caso diciamo opportunisticamente in quel malato là, e quindi là bisogna un po' rendersi protagonisti della propria salute. Ecco. Le patologie oncologiche che riguardano l'apparato urinare, abbiamo pochi minuti, 2-3 minuti a disposizione, possono degenerare, quindi causare anche metastasi, perché per esempio i reni possono essere coinvolti da metastasi che parte dal tumore al seno, per esempio, no? O altre forme. È così oppure è viceversa? Questo è possibile, devo dire, anche se l'apparato urinario raramente è sede di tumori secondari. Il tumore del seno è un po' un tumore particolare, qualche volta dà metastasi ai reni, viceversa sì. Il tumore della prostata purtroppo ha come organo bersaglio delle metastasi la colonna vertebrale, le ossa, nell'80% dei casi. Il tumore della vescica, quando esce dalla vescica, ha invece, diciamo, come organi di bersaglio i linfonodi e il polmone. Ovviamente, essendo un tumore molto legato al fumo di sigaretta, non è raro trovare negli stessi pazienti tumore alla vescica e tumore del polmone, per esempio.
Il tumore del rene è, diciamo, un po' un grande mimo che può andare in giro per il corpo, non è sempre facile capire dove vada. Quello che capita più spesso è dover affrontare diciamo, i linfonodi della zona addominale, cioè sia vescica che prostata che rene. Questi linfonodi sono delle ghiandoline vicino agli organi che spesso drenano una sostanza che si chiama linfa, che serve per il normale funzionamento del corpo, i classici linfodrenaggio che noi conosciamo, gambe e braccia. Bene, nel caso dei tumori purtroppo sono la prima sede dove le cellule si fermano, nella maggior parte dei casi, e cresce la cosiddetta metastasi linfonodale, che normalmente è oggetto anche di trattamento chirurgico o radioterapico. Questo è proprio quello che noi facciamo nell'istituto oncologico, cioè ragioniamo con gli oncologi e con i radioterapisti perché anche nei pazienti che hanno questo tipo di malattie li si possa controllare in maniera persistente la malattia. Perfetto, siamo in chiusura. Che cosa si sente di consigliare, vista la portata anche della nostra rubrica in collaborazione con l'FNP, che non riguarda solo gli anziani pensionati, quindi un consiglio che le viene proprio spontaneo? Allora, per i ragazzi una visita andrologica per vedere se l'apparato, diciamo, di funzionalità diciamo, sessuale è a posto. Per le persone intorno ai 50 anni una PSA è una visita urologica, per le donne guardare sempre un'ecografia addominale durante l'età e se si nota un sintomo tipo sangue nelle urine o qualcosa di renale, rivolgersi al proprio medico di base e tramite il proprio medico di base cercare di collegarsi all'urologo. E poi mangiare bene e non fumare. Ultimissima cosa, perché mi sono ricordata che me l'hanno chiesto dei telespettatori, papillomavirus, c'entra l'urologo? Il papillomavirus nel maschio c'entra l'urologo. E quindi se c'è la partner che ha un problema di papillomavirus si fa una visita urologica o dermatologica, questi sono i due specialisti che si occupano di questa cosa, per vedere se ci sono lesioni eventualmente da asportare al pene. Perfetto. Dottor Pollica, grazie mille, veramente la lasciamo scappare via, sappiamo che è impegnatissimo, abbiamo rubato a una situazione che è ovviamente molto impegnativa, ma lo ringraziamo per il suo contributo, è molto importante. Grazie anche a Gianni Fabian, dipartimento sociosanitario dell'FNP del Veneto. E cari telespettatori, noi chiudiamo questa trasmissione, vi auguriamo buon proseguimento, insomma ascoltate i consigli e i suggerimenti, sono importantissimi e avere conoscenza può aiutare poi a risolvere tante situazioni per tempo. Buonanotte e buon proseguimento.